Il Patriarcato di Venezia è in festa per l'annuncio che il cardinale Albino Luciani, patriarca della diocesi lagunare del 1969 al 78, prima di essere nominato Papa Giovanni Paolo I, presto sarà proclamato beato, annoverato alla gloria degli altari. Il ricordo del suo assistente particolare in Laguna, Don Ettore Fornezza. L'ho conosciuto quando lo hanno nominato Patriarca di Venezia, l'ho conosciuto a Vittorio Veneto e siamo andati con i seminaristi, era un mese che ero entrato in seminario a 30 anni e siamo andati tutti insieme, io non ero in clergyman come loro, ero vestito normale come adesso e quando siamo arrivati al castello di Vittorio Veneto è venuto lui a aprirci la porta e ha visto i seminaristi e ha chiesto a tutti il nome e a me ero l'ultimo e mi ha detto: lei è l'autista del pullman? E ho detto no, io sono insieme con loro perché è da un mese che spero di vedere se è la mia strada per diventare anche prete, sacerdote. E lui ha risposto immediatamente: con me diventerai prete. E con lui sono diventato prete e sono diventato il suo aiutante personale per 9 anni. La sua beatificazione diventa anche un momento di gioia per la nostra Chiesa di Venezia, per il mondo intero. La celebrazione eucaristica, che porterà alla proclamazione della beatificazione del Papa del Sorriso, nativo di Canale d'Agordo, si terrà nella primavera del prossimo anno, probabilmente ad aprile, nel periodo di Pasqua. Con 33 giorni ha fatto cambiare molte cose in questo mondo, soprattutto le cose della vita interiore spirituale, e ha cercato di essere lui l'esempio che amava soprattutto con la vita sua umile i poveri e le persone che erano in maggiore difficoltà.